ultime fatiche di stagione, una salva, l'altra non lo è ancora. Amici di Sportissimi, ciao da Salva Geraci, benvenuti al Pala Don Bosco di Palermo. C'è Villauria Acri, 25esima giornata del girone H di Serie B. Orlando, pallone direttamente su Vincenzo Gallo, che si mette a correre lui, palla al piede, ancora Gallo. È arrivato il momento di servire i compagni. Perry si accentra, calcia, passo per Pala. Calcio di rigore, fallo su Giudice, la chance per Ferraro. Parte Ferraro, la parata da parte di Pala, si rimane sullo 0-0. Questa partita è assolutamente da vincere per i calabresi. Che gol da parte di Giudice in acrobazia. E il vantaggio dell'Acri, come si è coordinato il vice capitano dei rossoneri Di Simone. Diagonale, arriva Scalavino, Scalavino a puntare a batte, fallo. Ci potrebbe essere il passaggio per Scalavino. Badalamenti è corto, si va dal sinistro in porta da parte di Abisso. 1-1 Villauria. Lo schema c'è stato, comunque pareggiano i palermitani. A ricevere nuovamente Evangelista, duello che si rinnova con Di Simone. Salerno protegge contro Badalamenti, vuole il calcio di punizione, lo ottiene. C'è il tiro di Evangelista, deviazione in porta da parte di Bonanno, il gol di Evangelista, nuovamente l'Acri avanti 2-1. Eccolo qui, Evangelista recupera un altro pallone, servizio largo, c'è il tiro di Perry, trova l'angolino, Perry, 3-1 immediato dell'Acri, più 2 subito. Chiede ai suoi di resistere Alessandro Basile, attenzione al passaggio, c'è il tiro in porta, il gol di Abisso, la doppietta per il capitano del Villauria, squadra ancora viva. E punizione, siamo lì, c'è il tiro e poi la risposta da parte di Azzarello con la vittoria dell'Acri, importantissima al Pala Don Bosco di Palermo, 3-2 sul Villauria.